Bentornati al campo polese di Cagliari, dove hanno fatto il loro ingresso in campo per il secondo tempo Ferrini e Torres. Risultato di 2-1 e c'è un cambio. Intanto esce Sigismondo ed entra il numero 18 per la Ferrini. Sigismondo, che avevamo visto dolorante nel primo tempo, rimasto a lungo fuori, costretto a uscire. In questa ripresa giocherà al suo posto Monni, classe 97. Tanto iniziata in questo momento la gara con la Torres che è in possesso della sfera, poi scivola via. Questo lancio di Mannoni per Chelo, dunque sarà rimessa laterale in favore dei padroni di casa, che abbiamo detto dal primo minuto della ripresa giocano senza Sigismondo, con Monni in campo. Si riparte dunque dal risultato di vantaggio per la formazione rossoblù. C'è un fallo su Sarrizzu, prosegue però il gioco con Piga che serve in verticale. Chelo, conclusione di Chelo, termina di pochissimo al lato di Tronci, ma forse c'è il tocco perché ci sarà calcio d'angolo, quindi la deviazione di Tronci su questa conclusione di Michele Chelo. Angolo dunque per la formazione rossoblù con Mannoni che va sulla sfera. Salgono sia Minutolo che Merenda. Parte Mannoni, palla dentro, viene però andata lontano dalla Ferrini, arriva direttamente tra i piedi di Torrepinna che cerca lancio lungo, va a cercare Sarrizzu di petto, controlla Sarrizzu, mette a terra, va Sarrizzu sul fondo, Sarrizzu, cross in aria e poi ancora un angolo a favore della Torres sull'intervento della difesa della Ferrini con Fiori. Sarà ancora Mannoni a battere, subito pericolosa la Torres in queste fasi iniziali della ripresa. Va Mannoni, palla ancora dentro ma la difesa libera, c'è Casu però in anticipo, è rimasta a terra Sarrizzu, però non riesce la Torres ad avanzare, anzi concede, presta il fianco alla ripartenza della Ferrini e bravo Merenda a recuperare però su Argiolas, poi però in aria, attenzione, Podda riesce a salvare sulla linea Vittorio Spanu con Torrepinna battuto. Bravissimo Spanu nell'occasione, è andato a salvare. Qua c'è fallo di Sarrizzu in mezzo al campo, pericolosissima la Ferrini qualche istante fa. Un'occasione per parte in questa ripresa che è partita subito fortissimo. C'è stato il salvataggio sulla linea di Spanu sulla conclusione di Podda. Ferrini che deve recuperare il gol di svantaggio, Torres che naturalmente deve fare di tutto per mettere il risultato in cassaforte, che è sempre insidiosa la formazione di casa, soprattutto non perde tempo, è velocissima nelle ripartenze. Piga spazza in fallo laterale, ancora Ferrini, possesso della sfera sull'out di destra, ancora Piga che stavolta cerca di servire Spinola. La rimessa è ancora dei bianchi, intanto si colpiscono sia Spinola che Argiolas, va a terra Argiolas, anche se Spinola era dolorante. Intanto va l'altro Argiolas, numero 11 Fabio, capitano della formazione della Ferrini, a dire qualcosa all'assistente del signor Scifo di Nuoro, terna tutta nuorese. Si è rialzato però anche il giovane Argiolas. Rimessa laterale per la Ferrini nella metà campo rossoblù. Va Piga ad anticipare, a lanciare lungo per la corsa di Chelo, c'è però in anticipo Mancusi, autore del gol del momentaneo vantaggio. Va a terra poi Chelo, Tronci che serve Garau sulla sinistra, va Mancusi, Medda, ancora Mancusi per Garau, all'indietro per Mancusi, Medda, ancora dialogano i due, poi però rimbalza male il pallone, subito Sarrizzu per Chelo, può partire sulla destra, tre avversari su di lui, va Medda, poi la rimessa però è rossoblù. C'è un fallo? Vediamo un po'. Sarà rimessa laterale con Casu.
pronto per la rimessa lunga, va a servire Spinola, ma c'è il colpo di testa a liberare della difesa del Ferrini. All'indietro poi per Garau, aggredito da Casu che però ha lasciato la sua posizione, spazza poi in fallo laterale Garau. Ancora Torres, dunque in zona d'attacco con Casu, fa Casu a prendere posizione un po' più indietro, quindi deve servire compagni vicini, lo fa con Sarrizzu, subito Sarrizzu che ha provato a mettere in mezzo ma non è riuscito, poi però il pallone arriva tra i piedi di Spinola, se la deve vedere con Argiolas, ha tentato Spinola di lanciare Vittorio Spano che va subito a riprendere la sua posizione in difesa. La rimessa ora della Ferrini, nuovo entrato Monni, aggredito subito da Spano, c'è fallo, sarà calcio di punizione con Medda per Mancusi, però l'arbitro dice che fa ripetere tutto perché la palla era in movimento. Già battuto sto calcio di punizione. Medda che cerca e trova Podda, palla lasciata a Balistreni gli ruba palla però benissimo Piga, Mannoni, pallone che viene intercettato dai piedi del direttore di gara. Dunque la Ferrini può ripartire. Medda per Garau per Migoni per Argiolas, c'è Diouf però in anticipo, perde palla ancora la Torres, può ripartire con Argiolas. Garau, c'è ancora la palla intercettata ma la perde la Torres con Argiolas che colpisce il palo esterno. Ancora un'occasione per la Ferrini, ha cercato il palo vicino Argiolas, ha angolato troppo, colpito il palo esterno con Pinna battuto, era anche coperto Pinna, non ha visto neanche partire la sfera. Fischi arbitrali, vediamo. Ammonito Garau. Va Mancusi a dire qualcosa ma lo porta via capitano Argiolas. Secondo giallo della gara. Il primo era stato indirizzato a Sigismondo, questo è all'indirizzo di Mancusi. Anzi di Garau, scusate. Tanto va a saltare Sarrizzu, non trova però l'impatto con la sfera, c'è Podda che può servire Balistreri, apertura per Garau per Podda, avanza Podda, serve in avanti però riesce in qualche modo con un rimpallo la Ferrini a avere ancora il pallone in zona d'attacco. Migoni deve andare nei pressi della bandierina, poi c'è il fallo di Minuto, si era già liberato del pallone Migoni. Una specie di corner questo, fallo proprio nei pressi della bandierina sull'azione di Migoni. Quando siamo al 6° minuto nel corso del secondo tempo, la Torres conduce 2-1 sul campo della Ferrini. Partita sicuramente giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, non ci sono tattiche, intanto si stanno scaldando due giocatori della panchina rossoblu, Bianco e Chessa. Ha effettuato un solo cambio la Ferrini proprio dal primo minuto del secondo tempo, uscito Sigismondo, dentro Monni, tanto calcio di punizione, palla all'indietro per Balistreri che prova una conclusione deviata però dal giocatore rossoblu, poi Casu che riesce ancora ad allontanare, e la rimessa è della Torres che può liberarsi un po' da questa pressione degli ultimi minuti. Predica calma mister Tortora. Va Spano per Piga, lancia in avanti a cercare Chelo, si deve girare Chelo, poi però viene fermato il gioco, forse un fallo di mano di Chelo. Medda intanto subito già partito la Ferrini dall'altra parte con Argiolas che riceve, dialoga con Podda apre per Garau sulla sinistra, c'è Diouf su di lui, bravissimo Diouf a intercettare la sfera e poi ha provato a partire con triangolazione che non si chiude con Sarrizzu.
Ancora Ferrini dunque con Garau, non ci sono pause questa gara, tanto c'è fallo però su Casu. Calcio di punizione in favore della Torres. Vuole accelerare i tempi Podda che porta il pallone a Tore Pinna per la battuta. Rischiato un po' la Torres un paio di occasioni, ha avuto anche una buona occasione con Chelo, la conclusione deviata in angolo, c'è il fallo di Migoni su Piga, mezzo al campo. Va Mannoni alla battuta, serve Merenda che avanza, palla al piede, Merenda si ferma, ancora per Mannoni. Mannoni per Chelo, scarico su Piga, ancora palla in avanti, c'è Sarrizzu di petto, Sarrizzu per Spinola, entra in area Spinola, palla dentro e c'è il gol! Michele Chelo! Ancora lui, 3-1 Torres, questa azione è bella, sulla sinistra Spinola, palla in mezzo, ci ha messo lo zampino, ancora Michele Chelo, doppietta per lui, 3-1 Torres. Quando siamo al 9° minuto nel corso del secondo tempo, sbloccato definitivamente Michele Chelo dopo un po' di turni qui non andava in gol domenica scorsa, gol per lui e oggi una doppietta. Bisogna continuare ovviamente, che la Ferrini non ha nessuna intenzione di mollare, abbiamo visto poi tra l'altro pericolosissima in un paio di occasioni, rapida la manovra dei padroni di casa. Deve prestare massima attenzione la Torres. Tanto riparte la formazione di casa con Garau. C'è l'anticipo, anzi non riesce l'anticipo perché c'è la conclusione di Argiolas che si è girato e subito cercato la porta, ma palla centrale, facile per Tore Pinna, pronto al rinvio. Palla lunga a cercare Chelo, c'è l'anticipo però su di lui, ottimo di Fiori. Ancora Chelo che va a infastidire Medda, tiene palla però Medda, alla fine Chelo riesce a strappargli via il pallone. Diouf per Sarrizzu, riesce Sarrizzu a entrare in area e ha tentato una conclusione impossibile. Palla che sorvola la traversa, provato Sarrizzu, si dà un 5 con Diouf. Va intanto la Ferrini con una bella azione di Argiolas, però si perde nel vuoto il suo lancio in avanti. Palla che termina tra i piedi di Pinna. 3-1 Torres. Doppietta di Michele Chelo e gol di Sarrizzu. Era andato in gol la Ferrini nel primo tempo con Mancusi, per il momentaneo 1-1, intanto parte Spanu che ruba palla e serve Spinola sulla sinistra, Spinola ha di fronte un avversario, Spinola, conclusione, para terra Tronci, cercato il palo vicino Spinola. Siamo subito però dall'altra parte con la Ferrini, qua c'è il fallo di Diouf su Argiolas, in ritardo Buba Diouf su Fabio Argiolas, già battuta la punizione intanto, Garau, Balistreri, ha di fronte Casu, Balistreri, si lotta sull'out di sinistra, la meglio Balistreri che ottiene una rimessa laterale, va Garau per la battuta, Garau per Podda, contrastato da Mannoni, Podda se ne va sul fondo, Podda attenzione, entra in area poi si tuffa, anzi no, dice che c'è un calcio di punizione il direttore di gara, ma qua veramente non ci è sembrato niente. Calcio di punizione proprio dall'out di destra dell'area della Torres. Da indicazione mister Tortora sul pallone Medda. Vediamo se sarà lui a mettere in mezzo Medda e Argiolas sul pallone, barriera con Spinola e Diouf, parte Argiolas, andiamo, palla messa dentro, attenzione, respinge la difesa rossoblu su questa conclusione,
rasoterra. Non abbiamo visto chi, ma c'erano un paio di giocatori sulla traiettoria. Va Torre al rilancio, 13 minuti, corso della ripresa, riesce a colpire di testa Chelo, Vadiuf deve spazzare, intanto è rimasto a terra un giocatore del Ferrini, Fiori. La rimessa è della Torres, si rialza intanto Fiori. Il pallone è stato messo fuori dalla Ferrini. Sarà il rinvio da parte di Tronci. Va subito Spinola in contrasto, ma c'è fallo sull'attacco ad Argiolas. Va Medda a battere subito dall'altra parte a cercare Argiolas. C'è l'anticipo di testa però di Casu. Va Diouf a caccia del pallone. Balistreri dice di essere stato colpito. Gli fa male il braccio. Va a terra. Rimasto a terra Balistreri. Rimane a terra Balistreri, dolorante. Non c'è grinta, dice mister Giordano ai suoi. E prova a scuotere la sua squadra. Torres che conduce 3-1 quando siamo al quarto d'ora, corso della ripresa. I primi 3 gol nel primo tempo e poi la doppietta di Chelo qualche minuto fa per il 3-1. Si è rialzato intanto Balistreri, nulla di grave fortunatamente per lui. Va alla battuta del calcio di punizione la Ferrini con Mancusi. Palla in avanti, va Argiolas a possessarsi della sfera sulla sinistra per Garau. C'è l'anticipo di Casu però arriva Podda, dar manforte a Garau. Il pallone termina sul fondo e sarà rimessa a favore della Torres. Intanto è rientrato in campo anche Balistreri, quindi ristabilita la parità numerica. Stanno ancora scaldando sulla panchina rossoblù Bianco e Chessa. Va Piga, intanto c'è attacco di Podda, riesce a impadronirsi del pallone la Ferrini con Migoni. Va a terra un giocatore dei bianchi, ma non c'è fallo, dunque sarà ancora rinvio fondo campo di Torre Pinna che va a recuperare la sfera. Si prepara Torre Pinna per la battuta che sarà lunga. Tanto ha smesso di piovere fortunatamente. Cerca Argiolas di tenere il pallone in campo, ci riesce il capitano della Ferrini, poi però serve involontariamente Sarrizzo, può ripartire la Torres, Sarrizzo si accentra, c'era Diouf sulla destra, cerca il passaggio filtrante per Spinola, Sarrizzo non lo trova, può ripartire la Ferrini dall'altra parte con Fabio Argiolas che sta facendo un po' tutto da solo in questa ripresa. Ora cerca Medda, alla distanza Medda cerca la conclusione, non c'è deviazione, dunque sarà rinvio. Va intanto il direttore di gara sulla panchina della Ferrini e manda via un dirigente allontanato. Il dirigente della panchina della Ferrini, probabilmente una parola di troppo. Intanto c'è un altro cambio, esce proprio Balistreri
dentro col numero 17 Cuccu, non ce la fa Balistreri, fortunatosi qualche minuto fa, dentro Cuccu, classe 99 per un 99. Si riprende con il rinvio di Tore Pinna quando siamo al 18esimo, rinvio cortissimo di Tore Pinna, deve prolungare Casu, poi trova però Argiolas, riesce comunque la Torres a far suo il pallone con Chelo, anticipato però da Mancusi che si rifugia nel suo portiere. Va Tronci sull'attacco di Chelo, la palla non è agganciata da Spinola, però c'è Piga che mette con un colpo di testa ancora in avanti Spinola, ma c'è l'anticipo ottimo di Fiori per far ripartire i suoi. Fallo di Merenda su Migoni, già battuto il calcio di punizione. Medda, apertura sempre sulla sinistra, pallone per Argiolas, Argiolas in mezzo per Migoni, triangolazione che riesce, poi però c'è in anticipo Minutolo sull'intervento di Argiolas, un po' di scintille tra i due, ammonito intanto Minutolo. Si becca un giallo qui Minutolo, anche se non era successo nulla di che, con un po' di scintille con Fabio Argiolas, ma ha semplicemente accompagnato il pallone fuori Minutolo. Poi giallo per lui, dunque rilancio di Tore Pinna, un po' bloccato dal vento, va a saltare ma subisce fallo Sarrizzu sull'intervento di Fiori, poi va a terra Chelo, già battuta la punizione ma è rimasta a terra Chelo, palla lontana, è successo qualcosa, si rialza ora Michele Chelo. C'era comunque calcio di punizione per il fallo precedente su Sarrizzu. Va Mannoni, servire Spinola, autore di un assist preciso proprio per Chelo, ancora Sarrizzu per Spinola, entra in area Spinola, velocissimo, c'è l'intervento a liberare, il pallone ci è sembrato uscito, è corner infatti, si è immolato Argiolas su Spinola, il pallone è terminato fuori, comunque sarà corner per la Torres. 21esimo minuto, una bella combinazione Sarrizzu, Spinola, va Mannoni sul pallone, Minutolo e Merenda, tutte e due in avanti, va Mannoni, palla dentro, non ci arriva nessuno, però c'è Piga che può agganciare, mettere a terra e poi viene messo giù, questo è fallo, non si fischia nulla, si prosegue, Merenda è in anticipo e serve Tore Pinna all'indietro, Podda si fa una lunga corsa a cercare di infastidire Tore Pinna che va a cercare ancora Chelo, fuori gioco probabilmente, lascia proseguire il direttore di gara. Migoni, poi però perde palla la Ferrini sull'inserimento di Cuccu. Si ripartirà con una rimessa laterale con Casu. Cercare ancora Chelo, però viene anticipato Chelo da Mancusi che ora sta molto più alto. Tanto Sarrizzu riceve palla, Ferrini che deve recuperare, 2 gol di svantaggio, tanto va Sarrizzu sulla destra, parte Sarrizzu, inseguito da Medda, Sarrizzu cede palla a Diouf e dice che c'è fuori gioco l'assistente. Si riprende con il calcio di punizione già battuto per la Ferrini, con Garau che vuole servire Migoni però cede palla a Mannoni, palla poi per Chelo, da solo Chelo cerca la conclusione che non termina, distante dalla porta, difesa da Tronci che controlla che il pallone termini fuori, pericoloso anche qui Michele Chelo, va Tronci subito al rinvio per Cuccu, c'è Mannoni però ancora per la testa di Chelo, Spinola
mette giù Spinola, va sulla sinistra Sarrizzu, fa tutto da solo Spinola che però colpisce male, tiro strozzato, palla che termina sul fondo. Riparte la Ferrini, Argiolas in avanti, pallone che termina tra i piedi di Pinna. 23esimo corso della ripresa. Torres conduce 3-1 il campo della Ferrini. Ferrini che però ha avuto delle occasioni, è sempre pericolosissima in velocità. Tanto va qui a terra Spinola, colpito da dietro. Va a terra poi Spinola, qua cercano una ammonizione nei suoi confronti dalla panchina della Ferrini, ma non abbiamo visto. Ancora il direttore di gara che va a probabilmente dare un'altra ammonizione a un giocatore che sta in panchina perché sta facendo alzare la maglia per vedere il numero. Sì, ci sarà un giallo per un giocatore in panchina, c'è un rosso addirittura, sì. Non sappiamo chi sia il giocatore perché non aveva la maglietta addosso. Comunque allontanato con un rosso diretto un giocatore della panchina della Ferrini. Tanto va Mannoni sul pallone per questo fallo su Spinola, calcio di punizione. Va Mannoni alla battuta subito per Spano, ancora Mannoni, Merenda che avanza, palla al piede, poi serve Sarrizzu che va giù sull'attacco, però riesce ancora la Torres a tenere palla. Spinola all'indietro ancora per Mannoni per Minutolo. Minutolo, un lancio lungo però verso nessuno, la palla termina a Tronci. Prova la Ferrini ma con Mancusi viene intercettata la sfera da Mannoni. Spinola per Chelo, solo davanti a Tronci e c'è il quarto gol della Torres, Michele Chelo, 4-1. Tripletta per Michele Chelo, oggi in giornata di grazia, regala il 4-1 alla formazione rosso-blu. Un errore in fase di disimpegno difensivo della Ferrini, palla intercettata da Mannoni, subito il lancio in avanti, Chelo davanti a Tronci, non ha sbagliato. 4-1 quando siamo al 26esimo nel corso del secondo tempo. Intanto si preparano dei cambi sulla panchina rossoblu. Si è levato la casacca Chessa, sarà probabilmente il primo cambio, mentre continua a scaldarsi Bianco. Ferrini che riprende a giocare dopo quest'altra doccia fredda. Tanto Argiolas che non si dà per vinto, qua va a terra colpito Casu. Ci sarà calcio di punizione, un po' di nervosismo in campo, ma Podda che ha qualcosa da dire a Casu. Predica silenzio Capitan Pinna. Torres sta vincendo 4-1. C'è bisogno di essere nervosi. Intanto c'è il fallo di Spinola su Argiolas. Deve essere ribattuto il calcio di punizione. Intanto c'è un cambio nella Torres. Esce Lionel Spinola con il numero 11. Entra Andrea Chessa quando siamo al 27esimo. Fuori Spinola, autore tra l'altro di l'assist anche per il secondo gol di Michele Chelo, autore di una bella partita. Non c'è stato il gol per lui quest'oggi. Lascia il posto ad Andrea Chessa. Spinola, Chessa che si sistema in mezzo al campo. Torres con un attaccante in meno e un centrocampista in più.
Ora Sarrizzu ovviamente è il terzo attaccante a destra, Chelo rimane al centro dell'attacco e poi a sinistra Diouf. Va Migoni intanto, gli ruba palla a Merenda, però c'è ancora Podda che può servire sulla destra a Monni. Arriva Mannoni a dare una mano su questo disimpegno difensivo, poi a rilanciare in avanti, non trova Chelo, però deve la Ferrini ancora allontanarsi dalla propria area. Ora si ripropone in avanti, ancora con Argiolas. Lancio dall'altra parte, c'è il tentativo di colpire di testa di Sarrizzo, la palla termina ancora tra i piedi di Fabio Argiolas che davvero si sta dannando l'anima quella fascia. Un tentativo di conclusione che termina altissimo da parte del capitano di casa. Stiamo avvicinando alla mezz'ora, corso del secondo tempo. Torres conduce 4-1, 3 gol di Michele Chelo e uno di Sarrizzu. Tanto lancio in avanti, deve correre all'indietro Spano, ma lascia scorrere per Torrepinna. Chiama palla Sarrizzu, ora spostato tutto a destra. Pallone che va in mezzo al campo, una traiettoria altissima, riesce Chelo a mettere a terra e poi a servire Sarrizzu. Sarrizzu ha di fronte un avversario, Sarrizzu serve Chelo, Sarrizzu poi parte, gli dà il pallone ancora a Chelo sul fondo. Sarrizzu, ma c'è l'intervento di Tronci ad anticipare sia Diouf sia Chelo. Può ripartire la Ferrini con Garau che manda sulla destra per Argiolas. Dall'altra parte però c'è l'uscita ottima di Spanum che parte sulla sinistra, c'è solo Chelo lì davanti, troppo lunga la traiettoria. C'è però un fallo su Spano che oggi ha salvato tra l'altro anche un gol sulla linea, portiere battuto, davvero si sta facendo delle grandi cavalcate su quella fascia ed è sempre irreprensibile in difesa. Vittorio Spano, una certezza in questo campionato, il classe 97. Va Mannoni intanto per questo calcio di punizione. Rimane Merenda al suo posto, sale soltanto Minutolo tra i due centrali, poi c'è anche Chessa, abilissimo di testa, Sarrizzu e Chelo. Vediamo la soluzione di Mannoni, in conclusione diretta in porta, ma pallone che termina out. Sarà il rinvio, parte di Tronci, palla per Mancusi. Migoni, subito attaccato Migoni, Chessa non intercetta, poi Argiolas che prova ad aprire e subito va, bravissimo Chessa ad intercettare la sfera che era diretta a Monni. Palla Ferrini, la rimessa laterale, Podda, Migoni che serve Cucù, cross di Cucù e poi Spano ancora a liberare, può far partire Diouf, il calcio da dietro a Diouf, questo è inutile, questo è un giallo, ma era più rosso che giallo. Questo era un evidentissimo fallo da rosso diretto, l'ha graziato il direttore di gara che Monni, colpito da dietro Diouf che era in corsa peraltro con un calcione, si becca il giallo, gli è andata bene, è rimasto a terra però Diouf che ha tentato tanto di proseguire la corsa, poi si è dovuto proprio accasciare perché il colpo l'ha ricevuto e si è visto bene. Non c'è bisogno di tutto questo nervosismo, la gara deve rimanere nei limiti. Intanto si sta scaldando anche Virdis che probabilmente è pronto ad entrare, forse proprio a causa di questo infortunio di Diouf. Vediamo quale sarà la decisione di mister Tortora. A Diouf, intanto Virdis a togliersi la tuta, palla per Tronci, è rimasto a terra Diouf. Va Medda, Torres momentaneamente in 10.
Argiolas mette giù, non trova però il compagno, poi Sarrizzu che può ripartire. Sarrizzu prende tempo, all'indietro per Spanu, per Merenda, si rialza Diouf e prova a saltellare per vedere se ce la fa, tanto Spanu per Chelo, ora un po' più da solo Chelo, all'indietro per Mannoni, ancora giù Chelo, però prosegue la Torres con Sarrizzu e qui va giù anche Sarrizzu, qua si sta un po' esagerando con i falli. Giallo anche per Cuccu, questo fallo anche qui di frustrazione, però sono un po' nervosi i giocatori della Ferrini, va bene il risultato ma i giocatori si possono far male, bisogna evitare assolutamente. Si rialza Sarrizzu. Tanto forse è pronto a rientrare Diouf, sì. Fortunatamente nulla di grave per lui. Calcio di punizione a favore della Torres quando siamo al 34esimo nel corso della ripresa. 10 minuti più recupero al termine di questa gara che la Torres sta conducendo 4-1, intanto Merenda qua rischia un po'. Il lancio di Casu, termina tra i piedi di Chelo che prova una conclusione acrobatica, va giù anche Chelo, ma facile per Tronci, ma sta a terra Chelo si sta rialzando. Il rilancio di Casu si è rivelato un assist per Chelo, qua però sbaglia anche la Ferrini con Cuccu che manda in fallo laterale, va Casu a servire Sarrizzu, Cuccu su di lui, Sarrizzu per Mannoni, anticipato però da Podda, ancora Cuccu, Medda, parte Medda, per vie centrali il pallone termina tra i piedi di Monni che fortunatamente non riesce a controllare, c'è l'intervento di Minutolo, qua ancora spostato Diouf da una spallata di Argiolas, il fallo laterale in favore della Ferrini, bello qui il movimento di Argiolas che poi mette un cross in mezzo all'area ma c'è Casu. Spanu poi prolunga la traiettoria e poi ancora Mannoni ad allontanare. Pallone che termina poi in fallo laterale in favore della Torres. Torres che conduce, vi ripeto, 4-1, 3 gol di Chelo, 1 di Sarrizzu. Il gol del momentaneo 1-1 nel primo tempo era stato di Mancusi. Tanti giovani in campo ora nella formazione di casa, ma è capitano Argiolas un po' a dettare i ritmi, a cercare di tenere alto l'umore. Sicuramente il giocatore di più esperienza, ha tentato in tutti i modi di arrivare alla via del gol, ha avuto anche diverse occasioni proprio lui, colpito anche un palo. Argiolas intanto dalla panchina della Torres pronti per un altro cambio, c'è il colpo di testa intanto di Sarrizzu in avanti, poi Chessa ancora per Chelo, di petto per Sarrizzu, Chelo mette giù, all'indietro, scarico per Chessa, ancora Sarrizzu, Chelo, calcio da dietro, ma niente, non è stato visto, si prosegue, Medda, Migoni, sembrano pronti a entrare sia Bianco che Virdis, se non vediamo male. Intanto Spanu che respinge un assalto della Ferrini, va Diouf di testa a cercare di servire Chelo, non riesce però. Ancora Medda che lavora un pallone per Garau, può aprire sulla sinistra, no, preferisce per vie centrali Garau e sbaglia perché non trova Argiolas che era andato in profondità. Mannoni per Piga, rallenta la Torres, palla all'indietro per Pinna. Ancora Pinna, Minutolo, Mannoni, Spanu, Merenda, non ha fretta ovviamente la Torres, ancora Merenda in avanti a cercare Diouf che però è anticipato da Argiolas, a cercare Pod Argiolas poi sulla sinistra, però riesce in qualche modo Migoni a tenere in campo il pallone. E adesso c'è il doppio cambio, stanno entrando Bianco e Virdis
per Piga e Diouf, se non abbiamo visto male. 2 classe 2000 per la Torres, Francesco Bianco e Alessio Virdis al posto di Carlo Piga e di Bouba Diouf, quindi si abbassa notevolmente l'età media della Torres con 2 giovanissimi. Alessio Virdis ieri in campo con la formazione Juniores, dove ha segnato anche un gol dei 7 realizzati dalla formazione rossoblù. Intanto seguiamo il Ferrini ora con Podda che prova a mettere in mezzo, allontana Minutolo, aggancia poi in aria Argiolas, si deve girare, Argiolas riesce a servire, c'è il calcio di rigore sull'intervento di Casu. C'è il calcio di rigore per la Ferrini perché era in ritardo Casu e ha messo giù, se non abbiamo visto male, Monni. Va Fabio Argiolas dal dischetto. Torres che è in vantaggio 4-1, ma non bisogna concedere nulla qua a Casu. Forse ha regalato questo calcio di rigore con Fabio Argiolas dal dischetto. Argiolas contro Tore Pinna. Va Argiolas e mette dentro per il 4-2. Si adira ovviamente Tore Pinna, cui non piace affatto prendere gol. Accorcia le distanze la Ferrini quando siamo al 39esimo. Riparte la Torres con Bianco, ora tocca il suo primo pallone all'indietro per Minutolo che non controlla benissimo e si prepara al rilancio lungo, va a saltare Chelo, è anticipato, poi Mannoni bravissimo a tenere il controllo della sfera, può servire Virdis che però è in ritardo, c'è l'anticipo invece di Argiolas, c'è fallo poi su Argiolas sull'attacco di Mannoni, già battuto il calcio di punizione. Medda, lancio dall'altra parte, mette fuori Casu. Ferrini ovviamente rivitalizzata da questo gol, prova ad attaccare Argiolas. Argiolas si accentra, tenta la conclusione sulla schiena di Sarrizzu. Calcio d'angolo per la Ferrini. Sul pallone ancora Fabio Argiolas, che abbiamo detto anima di questa squadra davvero, ha tenuta in piedi in questo secondo tempo. Palla in mezzo, c'è di testa Casu ancora a mettere in calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo all'indietro per Cuccu, poi Medda, palla in fuorigioco però Argiolas, questo lancio di Medda, era salita tutta la difesa della Torres. (41esimo corso della ripresa, 4 minuti più recupero, termine di questa gara. Cambiato nuovamente il risultato, 4-2 la Torres. Poco fa il calcio di rigore battuto da Argiolas. Intanto rimessa laterale per la Ferrini con Cuccu all'indietro per Fiori, poi cerca Tronci, va Chelo su di lui, Medda, Bianco a infastidire, Medda si rifugia ancora all'indietro, Fiori e Mancusi, cerca il lancio in avanti Mancusi, ma c'è la testa di Casu, Chessa va giù, fallo su di lui, calcio di punizione a favore della Torres. Va Mannoni. Mannoni per Chessa, va Chessa, può servire Sarrizzu, è buona la palla per Sarrizzu, non riesce però a tenerla in campo. Partito con una frazione di secondo di ritardo, però deve essere ribattuto questo calcio di rinvio da parte di Tronci, allora non è uscito dall'area. Ora sì, va subito Bianco anche lui ad attaccare, poi Chelo, ancora Tronci per Mancusi,
Chessa non trova il pallone, la trova però Minutolo, c'è ancora Chelo, mette a terra e poi serve Chessa. Fallo da dietro di Migoni. Qua era un intervento un po' irruente di Migoni. Ci sarà la rimessa per la Torres con Sarisu che cerca e trova Chelo, va Chelo sul fondo, qua commette fallo Michele Chelo su Fiori. 43 minuti, -2 al 90esimo, poi ci sarà il recupero naturalmente, vediamo se l'abbiamo, forse l'hanno già dato, se no il nostro cronometro forse è errato, forse sono 3 già i minuti di recupero. Intanto Virdis, poi è bravissimo ancora una volta Spanu a rubar palla, ancora per Virdis, Spanu, ancora Virdis, poi è andato a terra Spanu qua su un fallo clamoroso segnalato dall'assistente dell'arbitro, signor Ladu. Ancora calcio di punizione per la Torres, dunque siamo già nel recupero perché è stato già dato, quindi avevamo qualche minuto di ritardo. Va Merenda a lanciare lungo per Virdis, c'è l'anticipo di Argiolas, Chelo a rincorrere per cercare questo pallone, poi Bianco che riesce a impossessarsi della sfera, a scaricare per Mannoni e poi bravissimo Mannoni per Virdis che mette giù, che qui però perde palla Virdis, c'è ancora l'intervento di Spanu su Argiolas. Partita che si avvia al termine, tanto Garau parte, ruba palla però benissimo Chessa sul rimpallo, poi però il pallone gli schizza via, non riesce a controllarlo Andrea Chessa, però ancora Sarrizzo che gli mette il pallone nel fallo laterale. Mancusi, Garau, ancora Chessa che si frappone, Fiori, Medda, va Bianco ma non trova il contatto, avanza Medda, Mancusi tutto in avanti, ora la Ferrini vince il rimpallo e poi Mannoni però voleva servire Chelo, è rimasto praticamente solo Fiori a difendere la porta. Garau in avanti per Migoni e poi di tacco Merenda, poi Chelo che cerca di tenere il controllo del pallone, va giù, partita un po' frenetica anche in queste ultime fasi, non ci sono pause, la Ferrini che prova ad attaccare questi minuti finali. Spanu però è davvero una diga, non si passa da quella parte. Rimessa laterale in favore della Ferrini, Medda che prova l'ennesimo lancio sulla sinistra, non trova Argiolas ma trova Cuccu, termina qui, la Torres vince 4-2 sul campo della Ferrini ed è anche un dato storico perché è la prima volta che la Torres vince a Cagliari ed è una vittoria importantissima per la formazione rossoblù che prosegue il suo cammino nella corsa ai playoff. Adesso vedremo quali sono i risultati degli altri campi, ma sicuramente era importantissimo fare il successo pieno quest'oggi, squadra che ovviamente come di consueto si racchiude in un cerchio in mezzo al campo. Vittoria fondamentale, bisogna naturalmente proseguire con i risultati positivi, onore le armi alla Ferrini che ci ha provato fino alla fine, ha accorciato le distanze nel secondo tempo con il rigore di Argiolas. Ferrini che tra l'altro aveva pareggiato i conti nel primo tempo dopo il gol al 10° minuto di Michele Chelo. Al 20° è arrivato il pari di Mancusi, poi il 2-1 ancora di Chelo. Non so se li sentite, ma i giocatori rossoblù cantano Carraioro di Ruseddu. Oggi in assenza dei tifosi della Torres sono stati loro a intonare questo canto. E vi dicevo poi
3-1 di Michele Chelo e poi il 4-1 ancora di Michele Chelo, poi ha accorciato le distanze del risultato definitivo, quello che vede la Torres vincente per 4-2 sul campo della Ferrini. Per il momento è tutto, ci sentiamo tra pochissimo per le interviste dagli spogliatoi. Grazie per averci sentito anche oggi e a più tardi.